Comunicare la salute ai giovani, percorsi di consapevolezza. Già il titolo ha questa implicazione importante. Il non detto è la grande alleanza del territorio, la sinergia tra l'università, il comune, stavo per dire azienda sanitaria locale, ma poi mi correggo, il nome esatto c'è Formetto, ovvio, ma l'azienda ora sanitaria. come si chiama? L'assistenza sanitaria. Ecco, perché io sono fermo alla visione aziendalista. Bassa Friulana. Perfetto. Insomma, il CEFORMED è la struttura formativa dei giovani medici. Allora osservate l'aspetto dell'alleanza, sarò brevissimo perché poi cedo immediatamente la parola agli altri, perché al centro dell'attenzione è la squadra. Fare squadra oggi. Guai a rimanere isolati nel proprio perimetro. L'università esce dal suo perimetro strettamente di riflessione autoreferenziale sui saperi, ma li interpreta e li orienta verso chi. E poi, oltre alla squadra, che cosa ci sono? Ovviamente il target principale, senza i quali non avrebbe senso il progetto, gli studenti. Comunicare, forse i studenti non hanno bisogno che noi li formiamo, magari hanno più consapevolezza di noi, ma lo scopo è far emergere questa riflessione. Riflettendo insieme possiamo portare avanti una problematica non in una forma moralistica, etica, è una riflessione che vuole conoscere, condividere con voi. Poi comunque parleranno le immagini, parleranno i formatori, parleranno gli altri attori e concorreranno a crearvi il clima con cui abbiamo lavorato. Il primum movens accade nel 28 giugno 2013 con l'assessore Liguori, la quale intuisce che cosa facciamo noi nell'ambito della comunicazione al servizio della pubblica amministrazione e delle istituzioni e ci fa una proposta. Ma non voglio dire altro, tutti gli attori e i relatori che interverranno daranno proprio la dimensione di questo importante momento di crescita collettiva del territorio. Grazie a tutti e cedo la parola, immagino, al sindaco. Sì. Solo ti cedo la parola subito. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto grazie a tutti per essere qui oggi, ringrazio tutti gli attori di questa bellissima avventura nel mondo della medicina e nel mondo dei giovani, ringrazio gli studenti qui presenti e cedo subito la parola al primo motore di ricerca di questo progetto, ideatore del progetto, cioè il Comune di Udine, l'assessorato alla salute, e chiedo al sindaco di Udine, Comune di Udine, di un breve cenno di saluto ai nostri ospiti. Grazie. Buongiorno a tutti e ovviamente sono molto lieto di questa iniziativa proprio perché il tema della salute va inteso con quella che è la definizione un po' di Alma Ata del 1986 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che diceva appunto che salute vuol dire non assenza di malattia, bensì benessere fisico, mentale e anche relazionale, capacità appunto di avere delle relazioni sane. Molto per esempio anche della violenza familiare che purtroppo vediamo che avviene anche nella nostra società, deriva da una incapacità, per esempio, di una diseducazione all'affettività. E dunque quello è un esempio di malattia della società. Malattie della società che vengono tra l'altro anche aggravate da quelle che sono le disparità che viviamo oggi o da quelle che sono le mode e da una mancanza di responsabilità molto spesso anche del sistema mediatico e di tutto il sistema promozionale. Quindi è importante che la comunicazione fatta invece, come diceva giustamente il professor Orioles, di consapevolezza. Io quasi scherzosamente all'inizio ho detto facciamo una sessione di mindfulness, no? Quando appunto ci guardavamo negli occhi in attesa che arrivassero, ma non lo dicevo a caso anche perché come il Comune di Udine è una delle attività che abbiamo iniziato a promuovere proprio nelle nostre circoscrizioni in un programma più ampio che ha come obiettivo la salute degli anziani, proprio per contrastare un altro dei altri mali della nostra società, che sono per l'appunto la solitudine e l'ansia.
Quindi era giusto un po' di consapevolezza, ma molti altri sono gli aspetti che verranno trattati qui anche dal punto di vista strettamente medico, anche perché un altro dei dati è che forse diciamo, la più grande conquista dell'umanità è che oggi noi abbiamo un'aspettativa di vita alla nascita per una donna di oltre 83 anni, 84 anni. Quindi insomma è una cosa strepitosa. E anche alla fine di questo incontro, se non altro diciamo, saremo tutti lieti perché avremo aumentato tutti la nostra aspettativa di vita. Quindi non necessariamente grazie al convegno, ma soltanto diciamo, grazie alla statistica, salvo diciamo, questo è solo un mero fatto diciamo, statistico, però è comunque un fatto incoraggiante. La cosa drammatica è che adesso se andiamo a vedere di quanto è aumentata l'aspettativa di vita, non solo è aumentata l'aspettativa di vita in valore assoluto, ma è aumentata anche la derivata prima. Cioè l'aspettativa di vita globale del pianeta è molto molto cresciuta, cioè nel corso, prima si guadagnavano 2 anni ogni 10 anni, oggi se ne guadagna uno quasi ogni 2 a livello mondiale. Non è così vero purtroppo in Europa. In Europa un po' a causa anche del crollo del muro di Berlino c'è stato addirittura un abbassamento nei paesi ex Unione Sovietica di quello che era l'aspettativa di vita da quando sono passati appunto a un'economia così liberista. Adesso si stanno riprendendo, ma tutto questo non tiene conto di quello che è l'aspetto principale del tema, cioè l'aspettativa di vita sana, che insomma, si può misurare in vari modi, ma uno dei modi principali è proprio qual è l'aspettativa di vita che uno ha prima di avere una qualche forma di disabilità. E purtroppo anche nei paesi più privilegiati, anche nei quartieri più ricchi delle nostre metropoli, non arriva in realtà a 65 anni. Che quindi si traduce nel fatto che tutti gli anni che noi guadagniamo di vita poi di fatto non sono anni pieni di vita, ma molto spesso sono anni anche di pluripatologie, di disabilità e dunque un invecchiamento a partire appunto dalla più giovane età, un'educazione, una crescita attiva e in salute di fatto ci garantisce anche di godere di più degli anni in più che riceveremo grazie al progresso appunto della medicina. E quindi per questo sono molto importanti ed è molto importante rivolgersi proprio agli studenti che sono in una fascia d'età critica, decisiva e d'altra parte vivono un'esperienza di vita che è quella di studente che di fatto è molto onerosa. È molto onerosa sia dal punto di vista dell'impegno di studio, perché quanti di voi appunto poi sono obbligati, spesso anche i più sportivi, no, a inattività e quindi sono obbligati ad alimentazioni quindi anche di conseguenza squilibrate e anche sotto il profilo proprio io credo anche della tensione psicologica, non è la condizione di studente, non è proprio la condizione che più naturalmente favorirebbe stili di vita sani. E quindi ben fa questo corso a rivolgersi a voi proprio per cercare di comunicarvi la salute intesa proprio come uno stile di vita sano malgrado tutto e malgrado tutti, e quindi io questo vi auguro, ringrazio tutti. Purtroppo adesso mi devo andare a occupare della qualità dell'acqua perché abbiamo non dei problemi, insomma bisogna monitorare anche il problema acquedottistico, ma vi lascio appunto lascio anche il comune ben rappresentato dall'assessore Simona Liguori, che appunto è stata poi uno dei motori di questo convegno e quindi ha ben chiaro qual è il contributo anche che noi possiamo dare ulteriormente all'efficacia del vostro programma. Bene, complimenti e grazie. Ringrazio il sindaco Furio Onsel e il progetto ha visto più attori coinvolti, oltre al Comune di Udine che è stato l'ideatore di questo, la dottoressa Simona Liguori che è qui accanto a noi, l'assessore alla salute è stata l'ideatrice di questo percorso e di questo progetto che
ha avuto accanto a sé un secondo partner importante, il CEFORMED, il Centro Regionale di Formazione di Medicina Generale, rappresentato dal dottor Carmelo Macauda, il quale ha, insieme ai suoi giovani medici, ha lavorato al fianco dell'università e del comune per portare avanti questo progetto attraverso gli incontri formativi in aula. Lo ringrazio e gli cedo subito la parola. Essere qua al mio posto, ma che è stato chiamato in regione e quindi non può essere qua. Comunque il mio saluto è molto breve, siamo del centro che prepara gli aspiranti medici di medicina generale e quindi li formiamo come in analogia alle scuole di specialità dell'università a svolgere al meglio i loro compiti. Noi abbiamo colto molto favorevolmente questo progetto perché ci aiuta anche nello svolgimento dei nostri obiettivi didattici, cioè quello di dare al medico l'elasticità e la capacità di coniugare sia i contenuti scientifici che le tecniche di comunicazione, cosa molto importante per il medico di medicina generale, forse meno per medici molto più tecnici che devono occuparsi solo di fare l'anestesia, per dire, solo quando fanno l'anestesia però. E tutto questo noi abbiamo cercato di realizzarlo creando innanzitutto un team che fosse misto, sia medici in formazione che quindi potessero anche avere un'arma in più nella didattica, cioè il condividere la stessa età, le stesse problematiche, le stesse passioni con i giovani che erano il target, l'obiettivo del nostro studio, e a questo abbiamo aggiunto anche una componente di giovani psicologi che hanno dato il loro contributo per lo svolgimento, la compilazione di un programma che adesso illustreranno loro e che io non vi anticipo. Parola al padrone di casa dell'Università di Udine, ma un padrone di casa che ha contribuito insieme al gruppo dell'università a portare avanti questo progetto per gli aspetti comunicazionali. L'idea è proprio nata, come aveva accennato il professor Orioles, da un incontro insieme all'assessore dottoressa Liguori durante la cerimonia di chiusura di un nostro convegno sulla comunicazione istituzionale, e lì è nata l'idea di portare avanti un progetto sul comunicare, come comunicare ai giovani questi aspetti delicati. Quindi ringrazio il delegato agli studenti, il delegato del magnifico rettore per gli studenti, professor Daniele Fedeli, al quale cedo la parola e lo ringrazio per essere qui. Grazie, buongiorno anche da parte mia. Sì, ringrazio la professoressa Bombi, il professor Orioles. Io in realtà sono entrato in corso d'opera in questo progetto, quindi è un progetto importante. Innanzitutto vi porto i saluti del rettore, il magnifico rettore che non è potuto essere qui oggi per altri impegni. Questo è un periodo per l'Ateneo molto pieno di impegni, quindi non è potuto esserci. Dicevo, un tema molto importante, quello della salute. La professoressa Bombi ricordava come questa delega agli studenti, e nell'ambito di questa delega abbiamo attivato insieme con l'area servizi agli studenti un progetto, pensiamo importante, che è quello chiamato Agiatamente, cioè che si occupa di una serie di servizi di supporto e di benessere per gli studenti e per le studentesse universitarie. Il tema della salute è un tema importante a tutte le età, in tutti gli aspetti, per quello che è il mio campo di ricerca poi si collega molto anche al tema della qualità della vita e dell'autodeterminazione, altri due aspetti molto significativi. Sono molti punti, no, che si collegano al tema della salute, e che credo che un punto importante sia anche l'immagine di persona che abbiamo, no? Io mi occupo molto di età evolutiva. Un problema credo che nasca spesso nell'immagine dei genitori di voler avere un bambino sempre troppo sano, e questo poi ha tutta una serie di conseguenze a cascata non indifferenti. Per cui credo che questo percorso, che è stato condotto su varie tematiche poi delicate, dalle smart drugs, quindi questo è un altro aspetto che talvolta riguarda anche studenti e studentesse universitari, può riguardare, ma il problema delle problematiche alimentari e altri. Insomma, sono tutta una serie di tematiche che attengono alla salute, ma direi più in generale al benessere, e quindi studiare, e credo che questo sia il valore aggiunto di questo progetto, studiare delle forme di collaborazione tra università, mondo medico, il comune, enti locali, vicino,
studiare modi per comunicare tutto ciò ai giovani, ma direi in generale alla popolazione. Questo credo sia veramente la sfida più importante, quindi oltre a dei progressi in campo medico, sanitario, psicologico, ma proprio progressi sul modo più efficace per comunicare la salute, trovare strumenti comunicativi che permettano di far ciò. Quindi credo che questo veramente sia un progetto importante. Sono entrato in corsa, quindi io non posso che complimentarmi con chi lo ha ideato e lo ha progettato e l'ha portato avanti. Mi scuso perché purtroppo contestualmente abbiamo il salone degli studenti in zona Rizzi e devo andare lì per un altro incontro, però veramente mi complimento con tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa e vi auguro un buon lavoro oggi. Chiedo per cortesia a dottoressa Manuela Croatto, responsabile di ARES, che è l'area servizi agli studenti, e chiedo di avvicinarsi anche qui, lo chiedo al presidente del Consiglio degli studenti dell'Ateneo di Udine, Lorenzo Genna, che insieme a noi, insieme a Manuela Croatto, ha lavorato al nostro fianco. Io vorrei, ho appena proiettato il sito che presentiamo adesso, fatto dalla Innovectors, uno spin-off del nostro Ateneo, e vorrei far vedere un attimo insieme a Manuela, e magari mentre vediamo il video Manuela vi racconta il primo dei video che abbiamo realizzato. Allora, diciamo che il progetto Comunicare la Salute è inserito in una serie di attività che noi come area servizi agli studenti portiamo avanti, perché siamo consapevoli che l'università non è soltanto il luogo della costruzione di competenze, ma è soprattutto il luogo dove si formano le persone e le personalità. Per cui ci piaceva occuparci un po' anche della vita degli studenti e non soltanto di quello che è il loro percorso accademico, quindi non soltanto studiare ma anche altro. Abbiamo costruito questi video, come vedete sono cose fatte in casa, però insomma con una certa cura. Vedo che c'è il dottor Comar qui che mi ha aiutata a costruire questo percorso. Sono cose che abbiamo appunto fatto pensando di dare dei messaggi molto semplici, molto veloci. Questi video sono andati e stanno andando sui monitor in tutte le sedi universitarie. E il payoff è appunto, come avete visto alla fine, imparare a volersi bene, perché tutto sommato molti dei comportamenti che possono diventare in qualche modo una patologia, come abbiamo visto prima, sono il risultato di una scarsa attenzione per se stessi, cioè anche prendere queste smart drugs per essere più performanti nei percorsi accademici o disfarsi di sciottini il venerdì sera dopo perché si considera in questo modo che ci si ricompensa per le fatiche fatte durante la settimana, invece è un modo attraverso il quale non ci si vuole bene. Quindi ci piaceva proprio che un'università pubblica dimostrasse che ha a cuore il benessere dei propri studenti e ha a cuore quello che i propri studenti dovranno diventare. Cioè noi siamo consapevoli che le persone che vengono a studiare all'università saranno i medici che ci cureranno domani, gli avvocati che ci difenderanno, gli insegnanti dei nostri nipoti e così via. E quindi abbiamo interesse che queste persone siano persone capaci anche di esprimere dei valori e non soltanto delle competenze. E per questo nel nostro piccolo, però grazie a questo stimolo importante che ci ha dato il Comune di Udine, ci siamo impegnati anche con i video, ma anche con una presenza costante sul gruppo Facebook dell'università. Noi abbiamo un gruppo che ha quasi 12.000 iscritti, che viene presidiato 16 ore al giorno, sabati e domeniche comprese, perché insomma diamo un supporto continuo ai ragazzi, e tutti i giovedì c'è uno spazio dedicato a comunicare la salute. Devo dire che eravamo consapevoli che i nostri interventi su Facebook non avrebbero suscitato grandi dibattiti, perché nessuno interviene per dire che ha provato le droghe leggere, che ha provato a ubriacarsi, che si è sballato, che ha guidato in stato di ebbrezza, nessuno. Abbiamo avuto un episodio o che ha tenuto dei comportamenti sessualmente a rischio. Però sappiamo che lo leggono, che lo vedono, e questo era quello che volevamo fare. L'unico intervento che abbiamo avuto è stato su un tema neutro, perché a proposito di consumo di alcol, il sabato sera avete visto lo spot sugli incidenti stradali, ci ha scritto un lungo post molto bello e partecipato una ragazza in cui ha posto il punto sul fatto che non necessariamente si fanno incidenti stradali perché si è bevuto, ma può succedere che uno semplicemente sopravvaluti le sue capacità
capacità perché è giovane, perché può farcela. E questa ragazza è stata vittima di un incidente stradale molto grave e la persona che guidava non era ubriaca, non aveva bevuto, ma era semplicemente molto stanca e riteneva di poter arrivare a casa e quindi di guidare nel cuore della notte, invece poi è successo quello che è successo. E questo è stato uno stimolo interessante, però chiaramente il tema era neutrale, non c'era nessuna colpa, non c'era nessun giudizio nei confronti di questo comportamento e quindi è stato possibile renderlo pubblico attraverso il gruppo. Però sappiamo che l'interesse c'è e che c'è anche una attenzione da parte dei ragazzi che spesso tendono a sottovalutare questi comportamenti. Per me è stata una bellissima esperienza e credo che di cui sono anche orgogliosa assieme alla squadra del mio ufficio che ha lavorato su questa cosa, perché crediamo che sia un bel modo per cercare di fare al meglio il proprio lavoro. Per cui sono molto grata al Comune di Udine che ci ha coinvolti, sono grata a Ceformed con cui abbiamo imparato a comunicare, a relazionarci e anche a scoprire un mondo diverso da quello con il quale ci misuriamo quotidianamente, e spero che, anzi sono certa che come tutti i buoni progetti ci saranno buoni frutti. Adesso anch'io come il professor Fedeli devo andare allo salone dello studente perché abbiamo l'incontro con i genitori degli allievi, perché può sembrare paradossale, però anche all'università c'è una presenza sempre più assidua di genitori. Allora noi adesso incontreremo i genitori per dire che non devono venire all'università, che all'università devono venire i loro figli e che li incontriamo oggi per non incontrarli più. Ecco, questa è la sintesi dell'incontro che andiamo a fare. Grazie Emanuele, a tutto il gruppo di Ares che ha collaborato, Marco Coman, Antonella Corsale che sono qui e che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto. Alle mie spalle stanno scorrendo le immagini del portale che abbiamo chiuso e inaugurato oggi. Vedete gli incontri formativi in aula che sono stati organizzati da Ceformed, siamo andati nelle aule universitarie, qui c'è il professor Parlamento che ci ha ospitati alla lezione di matematica dove abbiamo parlato delle smart drugs se non sbaglio, e adesso io chiedo a Lorenzo Genna che molto gentilmente ha seguito questo progetto, abbiamo anche un delegato del Consiglio degli Studenti al progetto, Marco Polese, medico che oggi è impegnato in esami, per cui non può essere qui con noi. Grazie Lorenzo Genna, prego. Che cos'è comunicare la salute ai giovani? Quindi, che cos'è comunicare la salute per gli studenti? Comunicare la salute per gli studenti è un modo diverso per poter avere un modo per parlare di un tema o di temi che se no non si saprebbe con chi affrontare. Adesso, quante volte uno studente, in realtà tutti siamo stati giovani, quindi quante volte quando si è giovani si parla con amici o con coetanei di questi problemi e vengono fuori, diciamo, quelle che sono un po' teorie popolari sul fatto che se si beve in un modo non si avranno effetti, se si beve in un altro invece sì, se si beve questo piuttosto che quest'altro. Adesso faccio un esempio, stessa cosa vale con le droghe. Quindi comunicare la salute in realtà è uno spot per poter parlare con persone qualificate e in strutture che socialmente vengono però, che non vengono etichettate come a rischio, ovvero, mi spiego, se un ragazzo va in ospedale e chiede a un medico un qualcosa, oltre che essere un po' fuori posto perché in ospedale si va a privilegiare un altro tipo di intervento, si sentirebbe a disagio. Perché? Perché arrivare in un ospedale, ma arrivare addirittura allo sportello per le droghe delle varie aziende ospedaliere è un problema, perché significa mettere in mostra un problema, significa ammetterlo, significa sentirsi colpevole, anche se magari non si è mai fatto uso di droghe. Ecco, spostare questi spot, portarli all'interno dell'università, portarli dove in realtà c'è la vita universitaria, studentesca, e dove non si può, diciamo, dire, non ci si può nascondere nel fatto che andando in questo luogo si darebbe un'immagine sociale di sé sbagliata. Questo è molto importante ed è qui la forza di questo progetto, riuscire a parlare con gli studenti dove gli studenti sono e dove si sentono a loro agio, cioè nelle aule universitarie, come assieme a dei professionisti, assieme in un metodo diverso, non la lezione ex cattedra, ma un metodo partecipativo. Noi come Consiglio degli Studenti partecipiamo a questo progetto anche in fase di realizzazione, magari cercando di suggerire dei temi, cercando di suggerire delle connessioni fra quello che questo progetto fa e la nostra esperienza quotidiana di studenti e di rappresentanti.
Quindi a maggior ragione, anche durante l'inaugurazione dell'anno accademico è stato citato, anche se in via indiretta, questo progetto, perché è un progetto che si basa sulla collaborazione con gli studenti, è un progetto trasversale, è un progetto che effettivamente crea valore aggiunto, che non è quantificato in CFU, che non è quantificato in esami che vengono tolti. Questo in un'ottica forse ancora più grande, nell'ottica che l'università deve essere un luogo di maturazione, un luogo di progresso della persona, perché tutti quelli che usciranno dall'Università degli Studi di Udine, ma più in generale dal sistema universitario italiano ed europeo, una volta con una laurea in mano non avranno necessariamente un lavoro. Quello che effettivamente può creare assieme a una laurea un posto di lavoro è quello che uno studente riesce a fare, imparare all'università, ma sono cose che ahimè l'università non spiega, nessuno vi spiegherà come parlare in pubblico, nessuno vi spiegherà come mettervi in gioco, nessuno vi spiegherà come affrontare i problemi che vi vengono posti. Ecco, questo progetto, questo sistema di lavoro, questo sistema di condivisione con gli studenti è la base per cominciare a creare questo valore aggiunto, un valore aggiunto che va ben al di là di un voto, va ben al di là di un CFU, va ben al di là di quello che quotidianamente ci viene insegnato nelle aule. Questo è il vero grande valore aggiunto di questo progetto sul lungo periodo. Il vero e l'altro grande valore è il riuscire a portare delle tematiche che creano anche un tabù sociale in certe persone, portarle in luoghi neutri, in luoghi in cui si può discutere, in luoghi in cui magari si può anche chiedere un consiglio, non nascondendosi dietro alla frase un mio amico fa così e allora, in realtà portando la propria esperienza. Questi sono i due grandi valori, questi sono due grandi valori che il Consiglio degli Studenti sposa, sono due grandi valori per cui ci battiamo, quindi siamo convintissimi di questo progetto e speriamo venga replicato nei prossimi anni. E ora la parola all'assessore dottoressa Simona Liguori. Grazie naturalmente Raffaella, grazie ai professori, a tutti voi. Io vi porto un po' quello che è l'espressione dei nostri cittadini, perché un assessore cosa fa? Rappresenta le persone, i propri cittadini e le proprie cittadine. Nella fattispecie questa idea a me è stata portata quasi 4 anni fa da molti dei nostri familiari della nostra città, genitori ma anche ragazzi che chiedevano in qualche modo che fosse attuato non un progetto, una cosa una tantum, un articolo su un giornale, ma proprio un percorso che rimanesse poi all'interno dell'università. E devo riconoscere, dopo più di 3 anni, che questo, ascoltando le vostre parole, le vostre testimonianze, questo si sta concretizzando e veramente mi riempie il cuore di gioia, perché per fare questo progetto qui, oltre naturalmente al cuore e alle teste di tutti coloro che sono presenti, e quindi l'impegno dato, abbiamo messo come Comune di Udine anche dei fondi, che sono i fondi pubblici, i fondi di tutti noi. Quindi quale veramente iniziativa migliore possa essere che Comune, università e i giovani dottori, quelli che sono il nostro futuro, insieme a voi studenti, possano in qualche modo lasciare in eredità a quelli che verranno dopo di noi un percorso di salute, un percorso che insegni alle persone e faccia riflettersi sul volersi bene. Io di mestiere faccio l'oncologo, cioè mi occupo di curare persone che hanno tumore. E voi sapete quanto anche uno stile di vita possa incidere sul fatto di preservare la salute, che è il bene più prezioso del mondo. Io ritengo che con questo progetto in qualche modo abbiamo iniziato, perché ciascuno di noi inizia, poi darà il testimone a quelli che verranno dopo di noi. Quindi è chiaro che anche io come amministratore lo darò a chi tra 2 anni prenderà il mio posto e dirò però come Comune continualo questo progetto, continualo. Fai in modo che ragazzi come voi, dai 19 ai 21 anni, che realmente escono di casa, ecco le riflessioni che facevamo con la professoressa Bombi, con il professor Orioles,
A chi confidano preoccupazioni, pensieri? A chi possono, magari siete lontani dalle vostre famiglie, i genitori sono lontani, non c'è il proprio dottore di famiglia vicino, cioè si viene a studiare in una città che è una città nuova, cioè se ci sono problemi di salute, a chi possono in qualche modo confidare, su chi possono anche riflettere, parlando in maniera molto libera, con chi? Con persone che sono vostre coetanee, che hanno la vostra stessa età, non vi giudicano, ma riescono a raggiungere i vostri cuori e le vostre menti. Poi abbiamo trovato naturalmente nel dottor Macauda e nel centro di formazione dei dottori di famiglia della nostra regione Friuli Venezia Giulia delle persone che in casa, con appunto una cultura che è quella di parlare, naturalmente di parlare di salute ai cittadini, hanno coniugato i due aspetti, quindi la realtà accademica con la realtà invece di diffondere la salute tutti i giorni, quotidianamente, come fanno i dottori di famiglia, che sono detti anche medici di fiducia delle persone. Quindi abbiamo optato proprio per dare questo tipo di impronta, perché è molto vicino alla comunità, è una comunità che in qualche modo cerca il benessere in se stessa e le modalità di mantenere questo benessere. Quindi quello che posso dirvi è che quest'anno, perché siamo adesso proprio come Comune di Udine a fare il bilancio per quest'anno, che io ho stanziato, accantonato comunque risorse perché questi percorsi non si esauriscano ma continuino, quindi anche la convenzione tra Comune e Università di Udine continui e che si possa lasciare realmente ai nostri concittadini un segno tangibile del nostro impegno. Quindi il non parlare politichese, perché Raffaella, la professoressa Raffaella ha fatto menzione alla prima volta che ci siamo conosciute 4 anni fa in quest'aula, in cui voi chiudevate... Non esagerare, 3 anni fa. 3 anni fa? Ah sì, strano, chissà perché andavo, mi pareva più assai, però va bene. E quando abbiamo deciso di fare questo progetto, pensando che appunto il politichese non si coniugasse al medichese, cioè la fuffa detta dai politicanti e il medichese, cioè la salute parlata con tanti termini. Severo impegno nelle vie bronchiali. Severo impegno delle vie bronchiali, per dire c'hai una bronchite, non fumare, che se no continui a sputare catarro, per intenderci, perché i dottori come noi parlano così e quindi... Per cui abbiamo detto evitiamo questo binomio, ma cerchiamo veramente di fare insieme un pezzo di strada con sincerità, con onestà intellettuale che produrrà i frutti e questi sono. Quindi grazie ancora. Potete vedere le registrazioni di tutti gli incontri formativi che abbiamo svolto in aula con i giovani medici che adesso aprono il convegno. Questi incontri sono stati incontri peer-to-peer, giovani medici che parlano ai giovani e abbiamo i primi 2 giovani medici, io ringrazio tutto il gruppo Ceformed, la prima sessione si chiama appunto Ceformed, l'abbiamo chiamata Ceformed Education e parlano giovani professionisti che hanno incontrato giovani. Aurelio Oddo che ha collaborato con noi fin dall'inizio, psicologo Ceformed, e Stefano Celotto, medico in formazione, prego. Allora, io mi presento, io sono Stefano Celotto, sono un medico che sta svolgendo il corso di formazione in medicina generale. Vi volevo spiegare un attimino intanto che cos'è il Ceformed e poi perché proprio il Ceformed, perché proprio il medico di famiglia o i futuri medici di famiglia vengono a parlare con voi di problemi di salute. Allora, il Ceformed che cos'è? È il centro di formazione per l'ambito delle cure primarie. Quando per cure primarie si intende tutti quegli operatori sanitari che agiscono sul territorio, cioè non nell'ospedale, ma quelli che vi vengono a visitare a casa, quelli che lavorano nel distretto, quelli che sono un po' più in rapporto con voi direttamente. Tra le attività che fa il Ceformed, una è già stata detta dal dottor Macauda, che è quella di formare i futuri medici di famiglia. Un'altra è quella di comunque proporre continui aggiornamenti
a quelli che sono già medici di famiglia. Perché se sappiamo com'è il mondo della medicina, gli antibiotici che usavamo 20 anni fa non sono gli antibiotici che usiamo adesso, così come tutti i farmaci, così come vengono fuori nuove diagnosi una dietro l'altra. Per cui bisogna anche che i medici di famiglia abbiano un continuo aggiornamento della loro preparazione. Lo stesso vale per il mondo della pediatria di libera scelta, ossia il pediatra da cui andavate quando eravate bambini. Andavate nel suo ambulatorio, lui vi visitava, vi faceva i bilanci di crescita, anche lui ha i corsi di aggiornamento organizzati dal CEFORMEN. Lo stesso vale per quelli che sono le guardie mediche. Voi sapete che dove non c'è il medico di famiglia ci sono questi medici che li potete chiamare anche nel mezzo della notte se avete bisogno e in caso vi vengono a visitare, oppure li trovate voi nell'ambulatorio anche nel mezzo della notte e riuscite ad ottenere una visita se ne avete bisogno anche nel mezzo della notte o in mezzo alla domenica, insomma. Tutte queste figure hanno bisogno di continuo aggiornamento. A questo si affianca un'attività di ricerca nell'ambito del territorio e quindi il CEFORMEN si occupa anche di quest'ambito qua. Alla fine di tutto c'è, ma anche in principio di tutto, dato che io ne faccio parte, il corso di formazione specifica in medicina generale. Ossia, uno quando finisce medicina non è che è medico, può fare quel che gli pare, o si lavora in oncologia, in medicina di famiglia, no. Ci sono tutta una serie di percorsi per specializzarsi nella propria area, così come lo è per le malattie infettive, lo è per la pediatria, per tutti gli ambiti, c'è anche quella della medicina di famiglia, che in questo caso appunto nella nostra regione è organizzata dal CEFORMEN e ci prepara a quella che è la medicina di famiglia, che è questo, ossia questa è la rappresentazione grafica di quella che è la definizione della medicina di famiglia. Una definizione in cui la nostra scuola si rispecchia e ci prepara sulla base di queste che sono la definizione della medicina di famiglia. È uno schema che è in inglese perché è la Società Mondiale dei Medici di Famiglia che l'ha coniato, verrà tradotto in italiano tra pochi mesi e quindi dovendolo pubblicare tra pochi mesi non posso mostrarvelo ancora in italiano. Però vediamo che ci sono delle competenze specifiche della medicina di famiglia in cui veniamo preparati. Innanzitutto, l'ultima fogliolina sulla sinistra, la relazione medico-paziente. A me fa piacere aver parlato dopo il vostro rappresentante Lorenzo Genna, perché ha dato un'indicazione molto chiara. Il paziente, lo studente, ma questo vale per qualunque età, che ha un problema o non ha un problema e semplicemente vuole parlare di qualcosa che lo riguarda in termini di salute, in termini di abitudini, in termini di alimentazione, di fumo, di qualunque altra cosa, ha a disposizione il medico di famiglia. Il medico di famiglia dovrebbe essere quello con cui riesci ad aprirti nel tuo rapporto, riesci a parlarci più o meno di qualunque cosa. Riesci a dire io mi sto comportando in questo modo, sto facendo bene, sto facendo male, dimmi tu, o almeno confrontiamoci per capire che cosa stiamo facendo, senza dover andare in ospedale o ai centri in cui vengono trattati problemi specifici. L'altro discorso da fare è che il medico di famiglia è responsabile della salute della comunità, per cui tanto più noi che ci prepareremo ad essere medici di famiglia di domani, ci preoccupiamo di quella che è la società, di quelli che saranno i responsabili anche della società di domani e quindi veniamo a parlare a voi che siete il futuro della nostra società. Terza cosa che mi andava di evidenziare è colui che promuove la salute e il benessere. Quindi non semplicemente cura la malattia. Il curare la malattia è un qualcosa che è effettivamente di competenza della medicina di famiglia, soprattutto quando la malattia ha un nome, è competenza anche di alcuni specialisti. Ci sono malattie talmente complesse che effettivamente un medico di famiglia non può tenere nelle mani, ma ha bisogno del supporto di uno specialista. E quindi si collabora
sempre per il bene del paziente. Ma il medico di famiglia ha quel ruolo di curare il benessere della persona. E noi, grazie anche al CEFAM, ci formiamo proprio per questo. Per cui io non vedo chi più del medico di famiglia possa essere presente in questi programmi che possono permettere l'aggiornamento sugli stili di vita, quindi fumo, droghe, alcol, alimentazione. Chi siamo noi? Questi sono i medici che hanno parlato durante gli incontri formativi. Ci sono io che vi ho detto sto svolgendo il 3° anno su 3 del corso di formazione specifica in medicina generale, quindi sono un medico che si sta formando in quell'ambito della medicina generale. C'è il dottor Macauda che ha parlato precedentemente, che è il responsabile della formazione specifica, e gli altri 2 colleghi che hanno collaborato e che hanno promosso gli incontri formativi, il dottor Misee, che ha già concluso il corso, quindi è già un medico di medicina generale, e la dottoressa De Santa, che è presente qua e che è in corso con me e che quindi concluderà quest'anno il suo percorso formativo. Accanto ai medici ci sono gli psicologi, per cui la dottoressa Franco, che anche lei è presente qua in aula, che ha partecipato in prima persona agli incontri, e il dottor Roddo, a cui passo la parola per la prosecuzione della presentazione. Devo dire che oltre a psicologi, dobbiamo sottolineare che io e Valeria siamo 2 psicologi clinici di comunità. Di solito noi siamo portati a pensare allo psicologo all'interno della sua stanza chiuso, che guarda il paziente nel suo lettino e basta. Lo psicologo clinico di comunità però ha delle specificità che sono altre, che si ricollegano a quelle del medico di medicina generale, che hanno proprio a cuore quindi il benessere della comunità. Quindi noi abbiamo una formazione specifica in psicologia della salute, conosciamo gli strumenti di intervento psicosociale, la formazione e la gestione dei gruppi, che sono stati parte integrante di questo progetto. Allora, al di là delle singole specificità, andiamo proprio a parlare del progetto come è andata. L'idea progettuale è stata creata, appunto, come dicevano, come già è stato detto, sinergicamente insieme al Comune di Udine, all'assessorato, insieme all'università, e sono stati una serie di incontri che hanno portato all'evidenziare alcuni argomenti, alcune aree tematiche fondamentali che venivano fuori, come aveva detto appunto il vostro responsabile, dagli studenti stessi, ma anche da quelle che erano le nostre specificità, nel senso che metto io per esempio, ho lavorato per anni ormai come tirocinante all'interno di un CERT, e quindi mi occupavo, tra virgolette, anche di parlare di sostanze stupefacenti, o nei miei studi intrapreso anche come attività, proprio come interesse, quello dei disturbi alimentari, e quindi mi sono dedicato di curare quella parte più formativa. Le tematiche in gioco sono state queste: alcol, fumo, malattie sessualmente trasmesse, violenza, alimentazione, droghe e mass media e salute. Come fare però a comunicarlo agli studenti? Abbiamo utilizzato appunto il Facebook e Google Moduli. Google Moduli, per chi non lo conoscesse, è una piattaforma creata da Google che serve per fare delle salve di questionari, e noi abbiamo realizzato un questionario che permettesse agli studenti quanto più di poter scegliere gli argomenti all'interno delle aree tematiche che erano state prefissate. Quindi gli studenti avevano, oltre alla possibilità di scegliere, per esempio, all'interno dell'area di alimentazione, disturbi del comportamento alimentari, farmaci, diete per la perdita di peso, potevano anche scrivere, avevano un campo dove scrivere altro, e hanno scritto un bel po' di studenti all'interno di queste aree. Lo scrivere, liberamente, ha fatto sì che si formassero una serie di tematiche che ci hanno permesso che abbiamo utilizzato per far partire gli incontri veri e propri. Per esempio, faccio un esempio: per i disturbi del comportamento alimentare, una delle domande che venivano, delle tematiche che erano ricorrenti, erano quella della dieta ayurvedica, della dieta vegana. E una delle domande, appunto, di partenza che abbiamo fatto alla nostra informatrice era proprio questo: i vantaggi che può dare la dieta, queste tipologie di diete. E così si è iniziato a parlare, di queste tematiche. Inoltre questo progetto, devo dire, che è stato modificato in itinere e ci ha permesso anche, attraverso quelli che sono dei percorsi di consapevolezza,
di vedere che anche gli studenti erano molto interessati a questi argomenti. Infatti sono stati proprio degli studenti, per esempio nei disturbi, quando abbiamo fatto la giornata sui disturbi del comportamento alimentare, a farci notare che erano interessati ad avere delle registrazioni di queste giornate, perché una studentessa voleva portarla a una sua amica che riteneva avere quel problema, e di lì abbiamo pensato di iniziare a fare i video, e quindi è stato un po' un work in progress, possiamo dire, di ritaratura del progetto. E inoltre sono stati molto interessati gli studenti, perché abbiamo dato, per esempio, dopo gli incontri, l'opportunità di fermarci 10-15 minuti, e alcuni studenti si sono fermati, hanno parlato con noi e alcuni sono stati indirizzati perché erano problematiche personali, quindi non le riferirò, però siamo stati indirizzati verso centri specialistici, altri ovviamente li abbiamo incitati a parlare sui canali, sui social che sono aperti. Comunque in generale i risultati sono questi, e quindi abbiamo anche ritagliato delle ispezioni di video che servono un po' per capire quello che era il nostro rapporto, questi sono gli esperti che sono stati chiamati, che sono stati scelti sì, per la loro età, ma anche per le loro doti comunicative più che altro. E abbiamo voluto ritagliare delle ispezioni che fanno capire un pochettino quello che è stato il nostro ruolo all'interno di queste giornate, ma anche il ruolo degli esperti, degli informatori che sono venuti. Ecco, l'altra domanda che ci è pervenuta è cosa fare se si è autori di violenza? Allora, partiamo sfatando un mito, cioè che il maschio violento non chiede aiuto, tende a non chiederlo, ma lo fa. Come esperienza personale di Centro Ares abbiamo avuto, guardate, in 2 anni 7 invii spontanei da parte dell'uomo, cioè il maschio viene direttamente in maniera privata al nostro centro, noi lavoriamo gratis, no? Quindi viene privatamente, si rende conto di mettere in atto un comportamento di un certo tipo e viene da noi. Allora, questo può succedere perché appunto ha un alto livello di insight personale, quindi si riconosce e quindi già le risorse cognitive sono abbastanza buone, oppure, cosa un po' più consueta, un po' più cioè un po' più frequente, viene, tra virgolette, gli viene dato un out-out da parte della compagna dove... Questi sono dei piccoli spezzoni, abbiamo preso 2 minuti e mezzo giusto per dare un po' un'idea, oppure appunto la parte attiva nostra dei peer educator che appunto aiutavano a spiegare anche con parole più semplici quello che è. Oncologico, cardiovascolare. Alcune domande sono più specifiche sul sistema nervoso, sulla vista, che effetto ha? Per un medico è abbastanza logica la connessione tra rischio cardiovascolare e sul sistema nervoso e sulla vista, perché comunque l'irrorazione dell'occhio e del sistema nervoso è influenzato nel momento in cui c'è l'utilizzo di sigarette. Qualche parola in più? Ok, nel senso, rischio cardiovascolare significa non solo il cuore che smette di funzionare, infarto e via dicendo, ma la stessa cosa si può esplicitare anche negli organi periferici, per cui un rischio dei vasi, okay, come può essere quello della sigaretta, influisce sì sul cuore, ma influisce sui polmoni, sul rene, sul cervello, sulla vista, occludendo le arterie e di conseguenza dando delle piccole mancanze di ossigeno che danneggiano l'organo, per cui allo stesso modo che danneggia il cuore, così danneggia anche il sistema nervoso e danneggia appunto la vista. Quindi appunto un ruolo anche attivo all'interno del percorso di informazione con i ragazzi. Io adesso lascio la parola al dottor Battaglia, mio collega. Dottor Battaglia, che ha partecipato ai nostri incontri formativi in aula, tra l'altro la registrazione completa dei video li avete sul portale che abbiamo visto prima, quindi potete seguire le lezioni in aula. Umberto Battaglia, dottore in psicologia, che ringrazio per essere di nuovo con noi, gli cedo subito la parola, prego. Grazie. Allora, io ho fatto una lezione, ho preparato un intervento che di salute ne parla fin là.
nel senso che l'ho chiamato quantificare l'umano tra tecnica e narrazione, per il semplice fatto che quando mi sono trovato a fare questo intervento presso l'Università di Udine a novembre, ho pensato, ho ragionato su come si descrivono certe cose. Io parlavo di violenza di coppia, nella coppia, e ho capito che alcune cose sono difficili da comunicare. E quindi volevo dire, nel comunicare la salute c'è una parte che noi non teniamo quasi mai in considerazione, ma che è molto importante. No, andiamo avanti allora. Ci sono due punti di vista nell'affrontare una questione, un punto di vista più tecnico e un punto di vista più narrativo. Cosa voglio dire con un punto di vista più narrativo? Un punto di vista che ha a che fare con l'esperienza che abbiamo tutti noi, che io ho deciso di descrivere passando appunto per le pagine degli scrittori che amo. Allora, detto questo, affrontiamo vari temi riguardanti l'umano, no? Quando si parla di violenza si parla di essere umano, no? E quando si parla di essere umano, certi temi, cioè si parla di temi che sono condivisi da tutti noi. Tutti noi abbiamo esperienza, che ne so, di sesso, tutti noi abbiamo esperienza di lutto, tutti noi abbiamo esperienza anche di felicità, tutti noi abbiamo esperienza di cose che ci colpiscono, no? E quindi parlare da un punto di vista puramente tecnico un po' le depaupera, no? E allora volevo portare due punti di vista, quello tecnico e quello narrativo, affrontando vari temi. Partiamo dai temi che sono più vicini, perché io sono laureato in psicologia e quindi partiamo da un tema più psicologico, poi andiamo verso qualcosa di più generale, no? Ad esempio, primo esempio, la depressione. Tutti quanti sappiamo cos'è la depressione, no? Tutti quanti abbiamo sentito parlare di depressione, no? Facciamo una prova velocissima, no? Sappiamo che la depressione, per essere diagnosticati con un disturbo depressivo maggiore, bisogna avere un episodio depressivo maggiore, della durata di almeno 2 settimane, nel quali si hanno almeno 5 di questi sintomi, di questi 12, con uno tra i primi 2 presente. Facciamo un esperimento. Provate a immaginare adesso di avere umore depresso per la maggior parte del giorno, marcata diminuzione o perdita di interesse, agitazione, affaticabilità facile, disturbi d'ansia come attacchi di panico, insonnia, significativa perdita di peso, no? Immaginate di averli, no? Adesso immaginate di avere che tutto il corpo abbia la nausea, i piedi, i grossi muscoli delle gambe, le clavicole, la testa, i capelli, ogni cosa, tutto nauseato, come uno stomaco in subbuglio. Poi, se ci riuscite, vi pregherei di immaginare la stessa sensazione ancora più diffusa e totale. Immaginate che ogni cellula del vostro corpo, ogni singola cellula del vostro corpo, stia male, come quello stomaco, scusate. E non solo le cellule, ma anche gli escherichia-coli, i lattobacilli, i mitocondri, i corpi basali, tutti con la nausea a ribollire, infiammati come larve nel collo, nel cervello, ovunque, dappertutto, in ogni cosa. E tutti con una nausea da morire. Ora immaginate che ogni singolo atomo di ogni singola cellula del corpo abbia questa stessa nausea, una nausea insopportabile, e ogni protone, neutrone, ogni atomo gonfio, pulsante, malaticcio, nauseato, senza speranza di vomitare per liberarsi da quella sensazione. Quello che voglio dire qui è che è molto più facile, secondo me, immedesimarsi nelle parole di David Foster Wallace quando descrive la cosa brutta, no? Questo è un racconto dove parla di antidepressivi e depressione. È molto più facile immaginarsi totalmente nauseati con una voglia incredibile di vomitare ma non riuscirci, no? Questo è un aspetto che descrive chiaramente, secondo me, la depressione, lo descrive molto bene, è un aspetto umano della depressione, che esce un po' dallo schema classico tecnico. Parliamo di resilienza, no? La resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, no? Di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà e di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità. Quindi, ad esempio, dopo un trauma, dopo un lutto, avere un'alta resilienza significa essere capaci di resistere, di ritornare funzionanti e di ricominciare a cogliere le opportunità che la vita ti dà.
poi c'è le varie tipologie di resilienza, istintiva, affettiva, cognitiva, vabbè. Parliamo invece di come la vede la narrativa, la resilienza, no? E qua ci aiuta Stephen King dicendo che è così che andiamo avanti, un giorno alla volta, un pasto alla volta, un dolore alla volta, un respiro alla volta. I dentisti medicano un canale radicolare alla volta, il carpentiere mette una doga alla volta. Se scrivi libri lavori una pagina alla volta. Ci stacchiamo da tutto ciò che sappiamo e da tutto ciò che temiamo. Studiamo i cataloghi, seguiamo le partite di football, scegliamo tra sprint e TNT, contiamo gli uccelli in cielo e non stacchiamo gli occhi dalla finestra quando sentiamo i passi di qualcuno che ci si avvicina da dietro. Diciamo sì, conveniamo che spesso le nuvole assumono forme di altre cose, pesci, unicorni e cavalieri, ma alla fine sono solo nuvole. E noi riportiamo l'attenzione al prossimo pasto, al prossimo dolore, al prossimo respiro, alla prossima pagina. Ed è così che andiamo avanti. Questa è una visione di resilienza, certo, se stiamo molto attaccati al tecnicismo si può dire non è resilienza, in parte, però è una visione che noi sentiamo molto più vicina, che chi non è tecnico sente molto più dentro. Un'altra definizione che dà Oscar Chapital Cholchado, che è la resilienza è la capacità di un individuo di generare fattori biologici, psicologici e sociali che gli permettano di resistere e adattarsi. E io dico, sempre Stephen che dice che una persona può tenere duro per un bel pezzo se gli capita una giornata buona di tanto in tanto. Parliamo di salute mentale. Allora, qua invece arriviamo su qualcosa di un po' difficoltoso, nel senso che la definizione per l'OMS di salute mentale è assenza di patologia. Va bene. Faccio un po' fatica, nel senso, vabbè, lasciamo stare questa cosa qui, è assenza di patologia. Come descrive sempre il nostro amico Stephen King l'assenza di patologia, o comunque quella difficoltà a stabilire una linea netta tra sanità mentale e non sanità mentale? Lui la chiama terminatore, no? Lui dice: puoi farti tutto il tragitto dalla culla alla tomba, convincendoti che la vita è logica, la vita è prosaica, la vita è normale. Soprattutto normale, io credo che lo sia. Penso, dunque sono, ho i peli sulla faccia, perciò mi rado, mia moglie e mio figlio sono rimasti gravemente feriti in un incidente d'automobile, perciò prego. È tutto logico, tutto normale. Ma c'è un Mr. Hyde per ogni simpatica faccia di Jekyll, un volto scuro dall'altra parte dello specchio. Il cervello dietro quel volto non ha mai sentito parlare di rasoi, di preghiere o della logica dell'universo. Metti lo specchio di traverso e vedi la tua faccia riflessa in una distorsione sinistra e sinistrosa, per metà matta, per metà sana. Gli astronomi chiamano terminatore quella linea di demarcazione tra la luce e le tenebre. Parliamo di amore. Tutti quanti, lo spero, abbiamo vissuto dei momenti di amore, no? La psicologia ci si approccia. Io ho portato una delle varie teorie sull'amore, è quella triadica di Sternberg, che dice che l'amore è composto di 3 tipologie, no? Il risultato di intimità, passione, decisione e impegno, no? Prendiamo la prima, intimità, quindi un sentimento di confidenza, condivisione, comune sentire, e responsabile appunto di questa sensazione di unicità e calore, no? Come ce la dice Junot Diaz nella breve e favolosa vita di Oscar Wilde, quello che l'aveva davvero emozionato non era tanto il bam 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 del sesso, bensì i piccoli gesti affettuosi che non aveva mai immaginato in vita sua, come pettinarle i capelli, ritirare la sua biancheria stesa da asciugare, guardarla camminare nuda fino al bagno, o anche il suo modo improvviso di sedersi in braccio a lui e affondargli il viso nel collo, i piccoli gesti affettuosi, come ascoltare i suoi racconti di quando era piccola. Infine scriveva: è così, è di questo che tutti parlano, diavolo, se solo l'avessi saputo. Che meraviglia, che meraviglia. Secondo punto, passione. Riguardo gli aspetti, scusate, facciamo una veloce, ad esempio, no, vedete che quando parliamo di intimità parliamo di aprire all'altro la propria autenticità e i propri sentimenti, a considerare il rapporto con l'altro speciale e di grande valore nella propria vita. Questo proprio emerge dalla descrizione di Diaz. Amore, passione, riguarda gli aspetti più impulsivi che possono caratterizzare una storia d'amore: attrazione fisica, desiderio sessuale, ma anche desiderio di appartenenza, di dominio, di sottomissione. Sempre Stephen King: l'amore vero, come tutte le droghe forti che danno dipendenza, è noioso. Come tutte le droghe forti, il vero primo amore è interessante solo per coloro che ne sono prigionieri. E come per tutte le droghe forti e che danno assuefazione, il vero primo amore è pericoloso. Chi non ha mai sperimentato un senso di pericolosità nel vero primo amore, il sentirsi un po'
sul punto di perdere qualcosa, quasi in pericolo, no? Una sensazione che non si capisce, il pericolo non c'è, ogni tanto c'è questa situazione qua, quando si è innamorati. Andiamo avanti, ultima parte, decisione e impegno, no? Distinti due aspetti, vabbè, la decisione, che è un aspetto invece un po' più emotivo, no? Si decide di amare, ma si decide perché si sente, e poi l'impegno invece che è più cognitivo, no? Si decide di impegnarsi in una relazione, di continuarla, di avere una storia d'amore, no? Sempre Stephen King, quando parla di impegno, dice che l'amore è il più antico degli assassini, l'amore non è cieco, l'amore è un cannibale con una vista estremamente acuta, l'amore è un insetto che ha sempre fame, l'amore è cosa mangia? Domandai senza pensare. L'amicizia, mi rispose George Bay. Questo per dire, e qua ci sono degli studi di psicologia evoluzionistica che dicono, sono studi di Robert Dunbar, che dicono che ogni persona ha 150 relazioni significative nella propria vita. E hanno fatto poi degli esperimenti con dei social network, no? All'aumentare degli amici, ad esempio su Facebook, non aumentano comunque le relazioni significative di una persona, rimangono sempre 150. È una cosa che dice, che è molto interessante, che una storia d'amore ti porta via 4 amici. Quindi era solo per fare un paragone, no? Che quando ci metti decisione e impegno perdi 4 amici. Allora, abbiamo fatto tutto questo excursus per dire sostanzialmente una cosa, che c'è una visione tecnica. C'è una visione tecnica che è molto focalizzata sulla descrizione appunto tecnica e specifica di un qualcosa, ma che è atta a controllare un concetto, controllare un fenomeno. E c'è un approccio più narrativo che è invece più legato al sentire qualcosa. E non lo so se a voi è successo, a me leggendo questi libri e queste citazioni sicuramente ho sentito delle emozioni che mi si muovevano dentro. E quando tu comunichi qualunque concetto ad una platea, soprattutto di giovani, non puoi esimerti, oddio, puoi farlo, però se vuoi essere efficace non puoi esimerti dal sentire veramente quella cosa. Quando parli di violenza, la senti la violenza. Quando parli di droghe, la senti il dolore nascosto dietro l'assunzione delle droghe. Sentire è una parte vitale del comunicare, dell'insegnare. Ma c'è un'altra parte che è intrinseca all'insegnare, al comunicare, al dare dei concetti a delle persone, ed è il donare. Cosa vuol dire donare? Vuol dire che tu dai una parte di te stesso all'uditorio, alla platea, al pubblico, ti metti in gioco. Io do una parte profonda di me, quali possono essere appunto le citazioni che mi hanno colpito o lo stesso modo di stare sul palco, la do a voi e voi me la prendete, ne fate quello che volete e poi me la ridate, no? Ma io dandovela vi do una cosa importante, e le cose importanti sono le più difficili da dire, sono quelle di cui ci si vergogna, perché le parole le immiseriscono, le parole rimpiccioliscono cose che mentre erano nella vostra testa sembravano sconfinate, riducendole a non più che a grandezza naturale quando vengono portate fuori. Però è molto più di questo, perché le cose più importanti giacciono troppo vicine al vostro cuore segreto, come segnali lasciati per recuperare un tesoro sepolto che i vostri nemici sarebbero felicissimi di portar via. E vi troverete a dire delle cose e le persone vi guarderanno strano, senza capire quello che avete detto, senza capire perché quella cosa era così importante, tanto da piangere quasi mentre la dicevate. Questa è la cosa più brutta, secondo me. Quando il segreto rimane chiuso dentro, non per mancanza di un cuore di una persona che ne parli, ma di un orecchio che sappia ascoltare. Volevo dire che appunto non sono parole mie, neanche queste, volevo dire che questa commistione di sentire più donare se stessi è tipica dell'insegnare, ma è anche tipica dell'amare. Quindi quando tu senti qualcosa e lo doni a qualcun altro e ti verrà ridato, quando insegni vivi una storia d'amore sostanzialmente, per quanto breve. Ecco, ho finito.
ringrazio gli oratori di questa bella sessione. Se ci sono domande da parte dell'uditorio, i miei colleghi sono qui pronti a rispondere. Prego, dottor Melchior, prego. Come si può inserire questo aspetto della narrazione all'interno delle attività concrete che per esempio si possono fare con dei gruppi di giovani? Una suggestione, una domanda, perché è interessante, vero, l'aspetto narrativo porta con sé un atteggiamento completamente diverso, no? Rispetto a quello che è il tema, però è anche difficile da gestire. E quindi come si potrebbe per esempio utilizzarlo per rendere più interessanti gli incontri che in un eventuale proseguo del progetto in futuro vengano fatti per esempio con gli studenti dell'Università di Udine o di qualsiasi altra situazione? Guardi, è una cosa che ci ho pensato anch'io. Ho detto, faccio sta lezione e sicuramente mi trovo quello che mi dirà come si fa a integrare questa cosa. E ho pensato, quali sono le volte in cui è stata integrata questa cosa? E ho pensato, quando io ero alle medie, ho avuto mi ricordo in aula magna una mattinata in cui sono venuti gli alcolisti anonimi. E in parte è un cercare di... è un mettere questo elemento del sentire, dell'aver attraversato la situazione davanti all'uditorio, nel senso ti arriva una persona che effettivamente ha sentito, è passata attraverso il disagio dell'alcolismo, ha visto la tigre ai piedi del letto quando aveva le allucinazioni da alcol, però mi ricordo che non mi ha lasciato questa sensazione, non lo so, forse sono io così, ma non mi ha lasciato questa sensazione di complessità, o comunque non mi ha lasciato sicuramente qualcosa, perché l'ho percepita. Io non so se questo è efficace poi alla fine di una prevenzione a livello di salute, la risposta che le do è che non lo so, nel senso che andare sul tecnico è giusto, perché informazioni tecniche sono sicuramente manchevoli in questa società, soprattutto adesso con una possibilità di andare su internet molto rapida e dove le informazioni su internet sono poco filtrate e certe volte poco corrette. Però non lo so, è come un sentimento che sento io, quello di dire, cavolo, le persone qui, quando gli si parla di violenza, quando gli si parla di psicologia, di depressione, si parla sempre in un modo tecnico, quasi voler allontanare un aspetto che in realtà è umano. Poi nel mio lavoro non dobbiamo mai dimenticarci che si ha a che fare con una persona umana, e tu come terapeuta, come psicologo accompagni questa persona attraverso un percorso che è fatto di umanità, e quindi se tu non ti rendi conto di essere umano prima te come terapeuta, non potrai accompagnare quella persona attraverso dei meandri e delle situazioni che sono chiaramente umane, quindi non saprei come risponderle. È un prendere coscienza a livello tecnico, della persona tecnica, un prendere coscienza della dimensione umana di qualunque cosa. Purtroppo mi rendo conto che è parziale la mia risposta. Esiste, scusate, si impone che esista una medicina narrativa, Sì. che è tutta una serie anche di risvolti proprio, e anche a livello formativo oltre che terapeutico, no? Quindi... Sì, certo che la medicina narrativa, ad esempio nell'approccio di Giampiero Turchi, cerca di sempre di inquadrare, non di inquadrare, ma di sistematizzare e cercare pattern che si ripetono all'interno della narrazione di una persona, ed è valida. Ed è sicuramente valida. È che la mia non è tanto dire, non so neanche cosa voglio dirle, nel senso è sentire qualcosa e cercare di portarlo fuori, cioè far capire alla persona che non si è distanti perché tecnici, ma che sia lì con lui e si accompagna questo passaggio, si accompagna la persona attraverso queste situazioni e si avvicini perché le si è affrontate. Comunque condivido la grazia della precisazione. C'era una domanda da parte della professoressa Chiusarò, della professoressa Dovetto.
Scusa. Siamo in sinergia. No, io volevo fare 2 osservazioni e una domanda. A proposito della narrazione, probabilmente questo impulso, questo desiderio viene anche dal fatto che noi amiamo molto citare, ammesso che amiamo leggere, perché questa è una grande premessa. Assodato che amiamo leggere, amiamo molto citare, perché quindi ci identifichiamo, e quindi un percorso del genere può anche essere un percorso di raccolte di citazioni, cioè di quello che più ci ha colpito. Invece l'altra osservazione che volevo fare aveva a che fare con l'ultima osservazione fatta a proposito dell'Anonimo Alcolisti, che si abbina a un'osservazione che mi ha colpito, che lei ha fatto, cioè che l'ho segnata, che le parole rendono insignificanti ciò che abbiamo dentro, perché impoveriscono ciò che abbiamo dentro. Farei un attimo di attenzione. Le parole sono lo strumento più grande che abbiamo, sono proprio il portato della nostra identità, e le parole sono in grado di esprimere tutti noi stessi. È vero che ci sentiamo piccoli nei confronti dei nostri sentimenti, ma è anche vero che con l'aiuto giusto e che nella condizione giusta ne siamo in grado. E lo dico proprio perché, come lei, ho partecipato e perché le dico che le parole che vengono dette sono parole ancora più intense di quelle che lei ci ha mostrato. Quindi mi riserverei, e me ne riserverei anche perché in quel bellissimo albero di Wonka la parola c'è sempre, in maniera non tecnica, mai tirata fuori nella sua specificità e nella sua importanza, perché invece poi tutto quello che stava lì dentro passava proprio attraverso la parola, e quindi è quello lo strumento più importante, no? Che poi si riversa anche nella narrazione, così come lei l'ha illustrata, che mi sembra appunto molto interessante, e quindi la ringrazio. Ringrazio io lei della precisazione. Le dico, condivido quello che ha detto, le parole sono... Wittgenstein diceva che comunque il linguaggio, no, è Locke, il linguaggio pone dei limiti ai concetti che vogliamo esprimere, e quindi è ovvio che siamo costretti a esprimerci linguisticamente, perché quello è il canale con cui... Sì, ma dico, certo che quando parliamo linguisticamente siamo un po' limitati, no? Quello che volevo dire io è che lei forse ha sbagliato, non ha sentito bene, perché io non ho detto che le parole rendono insignificanti quello che abbiamo detto, ho detto che ci sembra che le parole immiseriscono quello che abbiamo dentro, non che lo rendono insignificante, anzi, no, assolutamente. Lo impoveriscono e lo rendono piccolo. Sì, lo portano a grandezza. No, non volevo dire, no, io non volevo appunto dire insignificanti. Quello che volevo trasmettere con quella citazione è dire che dentro abbiamo un mondo e lo viviamo con tutte le sensazioni corporee, uditive, visive, e portarlo fuori in termini linguistici ci sembra di ridurlo, di impoverirlo, no? E mi rendo conto che poi comunichiamo con tutto il corpo, comunichiamo linguisticamente e riusciamo a portare comunque esperienze ricche di noi, al di fuori di noi. Non so se è un limite mio adesso, quello di non riuscire a farlo. Quindi non lo so, ovviamente io mi baso sulla mia esperienza e non riesco a farlo, e mi sento sempre di impoverire quello che ho dentro quando lo porto fuori. Però la ringrazio dell'intervento, che mi ha permesso di esprimere il concetto meglio. Bene, allora ancora una brevissima domanda, professoressa Orletti. Anch'io avevo pensato dal titolo che si parlasse di medicina narrativa, però dai contenuti mi è venuta di nuovo l'associazione con la medicina narrativa, ma nel senso più ampio delle medical humanities, cioè il concetto anglosassone, dove la funzione della letteratura è sottolineata. Cioè in Italia la medicina narrativa è fondamentalmente una medicina centrata sul paziente, con grande capacità d'ascolto da parte del medico delle narrazioni del paziente, ma nell'ambito appunto anglosassone medical humanities contemplano anche l'uso della letteratura come mediazione per l'espressione di problematiche connesse alla salute. Come esperienza personale ricordo uno psicoterapeuta junghiano che ha le difficoltà del cliente
di esprimere le sue difficoltà, faceva leggere inizialmente Il Piccolo Principe e dal Piccolo Principe tirava fuori tutti i problemi. Quindi la letteratura è uno strumento e le parole sì sono un filtro, quindi non un limite ma un filtro in qualche modo. Bene, allora io ringrazio Celotto e Oddo per il loro intervento e in particolare grazie a Umberto Battaglia che come sempre ricordo la bella lezione in aula, anche oggi ci ha regalato una bella lezione. Grazie. Grazie. Subito alla sessione sugli stili di vita, invitiamo il professoressa Cinti e il professor Melchior ad accomodarsi per introdurre questo nuovo taglio. Una brevissima riflessione interlocutoria mentre i relatori prendono posto. Abbiamo proprio appreso il senso del progetto perché non sappiamo come condividere e comunicare. Abbiamo costruito strada facendo. Come farlo? Didascalicamente? Ovviamente no. Con l'emozione? Ovviamente non basta. Con l'esempio positivo a Alcolisti Anonimi. Fedeli, che ora è andato via, il delegato agli studenti, osservava che spesso può essere più efficace persino l'esempio negativo, cioè perché crea un contrappunto. E porta spesso in aula a scienza della formazione casi appunto drammatici per creare il senso della distanza. Dobbiamo costruire insieme i percorsi, la narrazione è uno di questi. Ora è giunto il momento di passare agli stili. Grazie professore, passiamo ora alla sessione appunto stili di vita che è aperta dalla professoressa Patrizia Cinti dell'Università di Roma La Sapienza, co-founder del laboratorio Open Hub, di cui spero ci potrà dire. No. Tutti gli anglicismi, nonostante questo noi li usiamo quando sono importanti. Non importa, facciamo con la freccetta. Il tema dell'intervento della professoressa Cinti è comunicare è benessere. La ringrazio per essere qui con noi e ti cedo subito la parola. Allora, io pensavo di essere tra amici, invece mi fate intervenire dopo le emozioni e poi soprattutto dopo i giovani. Comunque io ho una figlia che ha la vostra età e dice che io sono diversamente giovane quando non mi vuole offendere, no? Quindi parlo ai giovani e ai diversamente giovani, che poi siamo tutti noi che ci vogliamo occupare di cose nuove, ecco, diciamo così, no? E che ci annoiamo di cose che vengono ripetute, tramandate. E devo dire che una delle cose belle che mi sembra di aver colto è, io sono una sociologa, quindi non c'entro niente con la medicina, non c'entro niente con la psicologia, carità, no? Abbiamo questa lotta viscerale, anzi piacevole, però mi occupo di salute, mi occupo di comunicazione ai giovani. E questo è un po' veramente l'esempio di quello che dicevamo stamattina nella conversazione tra noi diversamente giovani, no? Di quanto i saperi tradizionali ci dicono ormai pochissimo. Allora, di chi è che si deve occupare di queste cose? Delle aree professionali, come piace a dire a noi che ci occupiamo di innovazione sociale e Open Hub, poi spiego un attimo questa cosa, di aree meticciate, ibridate. E quindi più ci confrontiamo e più affrontiamo i problemi insieme e più... Allora, Open Hub è proprio questo. Io sono una docente a contratto da tempi storici a Scienze della Comunicazione e mi sono sempre occupata di questioni del lavoro, organizzazione, eccetera. A un certo punto è avvenuto, questo proprio è una data storica, intorno al 2000, uscì tra l'altro una legge su questo, ho cominciato a occuparmi sempre più di comunicazione, cioè i problemi dentro i posti di lavoro, dentro i contesti sociali, cominciavano a diventare soprattutto questi, cioè questa parola, comunicazione, quindi intendersi, scambiare, vedere. E quindi proprio in quegli anni è nata la comunicazione organizzativa, cioè come fare in modo che la comunicazione non sia sempre troppo spontanea, ma più possibile anche finalizzata, diretta a un destinatario, eccetera.
E poi piano piano questo tema è cominciato ad essere proprio un tema, direi proprio di ampio spettro, non soltanto nelle organizzazioni, no? Ma tra le generazioni, eccetera. E Open Hub è un'associazione che io ho fondato insieme ad altri colleghi. Noi ci occupiamo proprio di promuovere l'innovazione sociale. Che cos'è? È molto di più che l'innovazione organizzativa. È un tema carissimo, molto caro all'Europa. Pensate che è l'oggetto quasi esclusivo di tutti i finanziamenti Horizon 2020, Orizzonte 2020. E quindi è tutt'altro che una cosa banale, no? Poi ci torno su questo, ma vi voglio dire oggi di che cosa voglio parlare. Voglio parlare di chi sono sti giovani, ecco, come vengono visti oggi dal punto di vista forse più interessato, tra virgolette, e non solo, cioè come vengono visti da chi vuole vendere prodotti ai giovani. Meglio di chi si occupa di marketing non c'è nessuno. Ecco, io mi ricordo quando ero studentessa a sociologia e facevamo un'attività di ricerca, insomma, appunto con Ferrarotti, no? Questi decani, un altro diversamente giovane, con i suoi 90 anni. Noi ci eravamo un po' incavolati, diciamo così, da come la TV trattava le donne negli spot pubblicitari, eccetera. Dice, ma è possibile che le donne non sta sempre a pulire Mastro Lindo, queste cose qui? Ce la prendemmo con quelli che vendevano, che facevano carosello all'epoca, no? Questi arrivarono e ci dissero, ma voi avete qualche dato diverso? Perché i nostri dati sono questi, che le donne sono subalterne, cioè erano anni un po' antichi, no? Ecco, da allora ho imparato a prendere veramente in considerazione i dati di chi vende prodotti. Allora, cosa ci dicono i dati di chi vende prodotti? Queste sono ricerche della Nielsen, quindi sono ricerche importanti, questa è una ricerca anche commissionata da Yahoo, e i millennials. Chi sono i millennials? Sono quelli, tutti giovani nati, e sono tantissimi, 11 milioni in Italia, sono quelli nati tra gli anni 80 e il 2000, siete voi, no? Allora, siete voi, prima di voi che c'era, anche detti generazione Y, adesso quella dopo di voi si chiama Z, poi ci sarà W, insomma vedremo, XY, insomma. E prima c'è stata appunto, no scusate, dunque X, Y, Z, prima c'è stata la X, appunto, la generazione X è quella tra noi diversamente giovani e voi, forse i vostri genitori, forse, o qualcosa. Ecco, come siete visti, come siete rappresentati e come si pensa di intercettarvi. Questa è un'infografica molto, molto carina fatta da Pinna Montata, che è una grande esperta appunto di comunicazione, e lei dice, di 11 milioni 8,4 sono abitualmente connessi. 2,41 ore del giorno. La generazione dopo di più, quindi la Z ancora di più, sempre di più. Connessi a social network, appunto messaggistica veloce, eccetera. Io ho una figlia millennials e un'altra Z e già vedo una differenza incredibile. Come si intercettano? Di sicuro con un sito che gira sui loro smartphone molto friendly, quindi non assolutamente senza troppe presenza costante sui social, e quindi fate bene ad avere, insomma, ovvio, avete fatto questo perché siete rendendoli protagonisti. Questo poi sarà la mia conclusione, come cerco di rendere protagonisti i giovani, quindi vi sollecito, vanno trattati da persone veramente importanti e quindi non dall'alto verso il basso, bisogna instaurare conversazioni, vanno gratificati, relazioni a lungo termine, utilizzare video, rispondere alle loro richieste, collegarsi all'attualità e creare app. Ecco, forse può essere utile per sviluppare ancora di più la vostra comunicazione. Allora, altri dati interessanti sono a livello mondiale. Questa è un'altra ricerca appunto fatta per vendere i prodotti ai giovani, niente di più, Focus.
Ve li lascio guardare, vedete quanta importanza ha per questa generazione avere un computer, avere appunto uno smartphone, usare SMS, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, e anche la loro opinione sulla tecnologia, no? La usano per usi vari, da vedere file, cercare persone, eccetera. Ancora più interessante è l'uso dei social media. Questo a me veramente è interessato molto. Allora, i millennials, per intenderci, sono quelli verdi, scusate, quelli azzurri, per questo mi serviva, ci provo. Allora, questi sono i millennials, ok? Quindi tra i 18 e i 25 anni, va bene? Quindi vedete i colori da soli, ma guardate la generazione immediatamente dopo come va di corsa. Ecco, questo è Facebook, e Facebook, lo sapete, collega 1 miliardo e più persone nel mondo, mentre lo stiamo dicendo già so di più. Twitter 500 miliardi, ecco, quindi molto meno, no? Non riesce a seguire questa velocità. E noi, diversamente giovani, usiamo soprattutto LinkedIn. Insomma, siamo più attenti a mostrare noi che non a comunicare agli altri. Allora, questi sono tutti i dati che si trovano sul web, poi io lascio come mio solito le slide, quindi non ci sono problemi. La cosa interessante è che certo ci dobbiamo occupare della salute dei giovani, ma anche loro si preoccupano di se stessi, cioè questa generazione qui è molto attenta. Se vogliamo, quelli attenti sono proprio quasi paranoici, no? Capita sempre di più di vedere nascere ristoranti vegani. Io sto periodo sto vivendo questo dramma di questa mia figlia che mi ha riempito il frigorifero di roba che poi mi dice: mamma, è molto buona. Dico: se ti devo dire che fa bene, sì, però buona non è, no? Ho imparato a cucinare cose strane, insomma, e va bene, forse passerà. L'altra è già nata con il rifiuto della carne, cioè quella che ha 16 anni non ha mai fatto l'uso della carne che invece ha fatto la sorella che ha 6 anni e mezzo di più. La generazione, quindi addirittura l'ha anticipata. Allora, sono giovani che stanno attenti al cibo organico, molto cibo etnico, quindi non soltanto cibo italiano, stanno attenti all'impatto, no? Si vedono sempre meno persone con bottigliette d'acqua. La nostra generazione ne consumava di più, no? La comprava, loro se la portano da casa, la riempiono perché stanno molto attenti all'impatto, oppure hanno i contenitori, i termos che possono essere riutilizzati. Ecco, quindi questo non sono rose e fiori, perché questa è una statistica che noi ci dovremmo attaccare in tutti i nostri uffici, tutte le nostre... Cioè noi in Italia siamo il paese che ha meno numero di laureati proprio tra i millennials, lo dicevamo stamattina, no? Siamo regrediti di 2 posti nell'ultimo anno, cioè se prima stavamo prima della Turchia e del Messico, adesso siamo dopo. Colpisce che anche la Germania non stia benissimo, però la Germania, che sta qua, ha più diplomati di noi. Okay? Invece da noi c'è un fortissimo rischio proprio di mancanza di attenzione e di cultura. Ecco, questo è un problema serissimo. Stamattina parlavamo proprio di questo. Allora, faccio un salto all'Europa, vediamo un attimo in che cosa ci può aiutare l'Europa. L'Europa, perché nel mio computer ce l'ho. Allora, in Europa la salute, come sappiamo tutti quelli che se ne occupano, è uno degli obiettivi probabilmente più studiati. Allora ci sono 4 obiettivi, di cui il primo ci interessa in modo particolare, no? Promuovere la salute, prevenire le malattie, incoraggiare ambienti favorevoli, stili di vita sani, le cose di cui abbiamo parlato. Questo è il piano, appunto il programma 2014-2020. Di questi obiettivi la strategia è poi quella di spendere meglio, non necessariamente di più, ma spendere meglio, e poi soprattutto, vedete, investire nella salute delle persone, soprattutto grazie a programmi di promozione della salute.
I 3 obiettivi principali, insomma, sono questi: la buona salute in un'Europa che invecchia, perché sì, saremo pure diversamente giovani, ma tra un po' non siamo, come si diceva proprio all'inizio, vivere fino a 85 anni non vuol dire che vivi in piena salute, insomma, quindi abbiamo a Roma si chiamano gli acciacchi, no? Che sono quelle cose, insomma, c'ho dolori, mi alzo, eccetera. E comunque anche questo aspetto di favorire i sistemi sanitari e le nuove tecnologie. Questo è un tema fondamentale per la comunicazione, non solo per i giovani, no? Ma l'uso delle tecnologie nelle agende digitali di ogni regione è ricorrente. Allora, comunicare è benessere. Questo è lo slogan di tutte le attività che nel Dipartimento di Comunicazione stiamo facendo da ormai 15 anni sui temi della salute in genere, occupandoci di formazione di medici, formazione di personale, infermieri, tecnici, eccetera, occupandoci di giovani, proprio convinti che il tipo di attività e di formazione che va fatta è globale. Io da 5 anni sono nel comitato scientifico ECM del Policlinico Umberto I, sono l'unica non medico, l'unica non psicologo, mi capita spesso di fare questo. E che cosa bisogna cominciare a dire? Che c'è un contrasto molto, molto forte, ora sì, tra il modo di vedersi dei giovanissimi, dei millennials, e il modo di vederci di noi. Cioè molti di noi, ancora quando devono descrivere il proprio mondo, il proprio modo di lavorare, eccetera, noi ci descriviamo banalmente attraverso sistemi semplici, no? Di contatto semplice, eccetera. I giovani il mondo lo vedono in quell'altra maniera lì. Ecco, lo vedono connesso, lo vedono, talvolta si perdono pure, no? nel fatto di essere caotici. Ecco, cos'è che gli dà invece più sicurezza? Gli dà sicurezza l'uso dei social media, dove i ragazzi riescono a trovare dei percorsi privilegiati, e soprattutto il peer-to-peer. Ecco, questa è la cosa importante. Ecco, io a questo credo tantissimo, credo nel fatto che più che la nostra generazione, oggi i ragazzi, per parafrasare una canzone di Bennato, insomma non vogliono sentirsi fare buone esempi, no? Fai questo, fai quest'altro, eccetera. Già dava molto fastidio, devo dire, alla generazione dei baby boom quali noi siamo, ma oggi come oggi è assolutamente inutile, non solo dannoso, dare lezioni ai giovani, perché i giovani le cercano attraverso una relazione tra pari. Questo è un problema serio. Per un sociologo questo significa però una cosa, che non tutto quello che passa tra i pari è corretto. Allora il problema comincia a diventare: e come si fa a fare una buona comunicazione tra pari? Io in un gruppo di scuole dove abbiamo lavorato proprio per la prevenzione alla droga della periferia romana, abbiamo scelto questa metodologia. Siamo andati a trovare gli opinion leader, i leader, no? I leader delle relazioni, eccetera. Quando siamo entrati in queste scuole, gli insegnanti ci dicevano: lo sappiamo noi chi sono, stiamo in classe tutto il giorno con loro, no? E ci davano il nome del primo della classe, quello più simpatico, eccetera. Invece facendo i psicologi sanno di cosa sto parlando, facendo un semplice sociogramma di Moreno, uscivano fuori altri leader. Allora abbiamo individuato i leader, li abbiamo formati e loro sono diventati poi i comunicatori, i leader tra i pari, assolutamente. Allora, però leader tra i pari bisogna formarli, cioè non si può pensare che tutto questo va comunque bene perché tanto comunicano, tanto si informano, tanto, perché lo sapete meglio di me che la disinformazione passa sugli stessi canali su quali noi invece puntiamo per dare comunicazione. Quindi bisogna assolutamente trovare le persone credibili per i giovani. Ecco, vi dicevo che avrei concluso dicendovi
insomma, alcune cose su come penso che bisogna formare queste generazioni. Questo è bello perché esce l'albero anche stavolta, no? Gli alberi sono una forma di vita, indubbiamente. Questo l'ho costruito insieme ai giovani del nostro laboratorio quando abbiamo cominciato a parlare di educazione e digitale. Allora, abbiamo cercato di trovare quali sono i temi, quali sono Allora, siamo partiti dal cambiamento del sistema, siamo partiti dal ritardo formativo che c'è, siamo partiti dal digital divide e poi soprattutto abbiamo cominciato a dire ci vogliono nuovi paradigmi formativi, non più dall'alto verso il basso, non più centrati sul docente. Noi queste cose le sappiamo, poi purtroppo dentro l'università non è facile affermarle, centralità delle persone, perché i giovani sono persone e non giovani, no? Bisogna curare processi di apprendimento che sono almeno 7 differenti, che è più visuale, che è più logico, che è più... Bisogna moltiplicare le fonti dei saperi e dei linguaggi, indubbiamente, bisogna andare a cercare i saperi globali e locali, usare metodologie partecipate, la prospettiva pedagogica, andragogica migliore è quella del costruttivismo sociale, poi mi riservo due parole su questo, usare sistemi di design thinking e di gamification, mi riservo anche qui 2 parole, saperi condivisi, multiculturalità, tecnologie per l'apprendimento cooperativo, cultura digitale e sviluppo di competenze sociali. Ecco, questo è nato insieme a vostri coetanei di scienze della comunicazione che hanno detto quali sono le nuove parole. Io quando facevo questo a un certo punto è entrato un professore, lo stavo dicendo stamattina, sono laboratori legali, insomma, che danno crediti, eccetera. È entrato un professore, ha visto e ha detto tutto questo è illegale. Cioè ha usato questa parola qui, professore ordinario, no? La paura dell'innovazione porta le persone ad esprimersi così, in maniera stupida. Cioè talmente tanta è la paura di vedere che tu non sei... certo, se tu pensi che le lezioni frontali siano la cosa migliore, no? Perché tanto anche l'ultimo laggiù a me mi sente, perché io sono uno che si fa sentire, l'ultimo laggiù sta giocando, no... ecco, quando ha visto queste cose ha detto ma questi gamification, ma che vuol dire? Ma come dobbiamo farli giocare? No, ma lo studio è una cosa faticosa, eccetera. Ecco, tutto questo è innovazione sociale. E qui do finalmente la definizione che uso di più. Sono nuove idee, possono essere prodotti, servizi, nuovi modelli che soddisfano bisogni sociali in modo più efficace rispetto a quelli che già esistono e allo stesso tempo però creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. Questo è il punto importante, cioè ricreano il tessuto sociale. Il tessuto sociale è una parola che a noi sociologi sta molto a cuore, cioè sempre di più il tessuto sociale rischia di sfaldarsi, no? Come qualsiasi vestito, qualsiasi cosa a cui noi teniamo, se non stiamo attenti, se lo consumiamo, eccetera, ci sono degli strappi. Gli strappi possono avvenire in tanti modi. Comunque è su questo che l'Europa sta sta dando insomma abbastanza fondi, attraverso fondi che passano attraverso le regioni. Ci sono giorno per giorno in ogni regione bandi che stanno all'interno di questi paradigmi. Allora, come possiamo impostare tutto questo? Qui vi do una suggestione della teoria che sto studiando di più in questo periodo. La teoria si chiama biomimicry, o biomimetica se lo vogliamo dire in italiano. Allora, gli americani sapete come sono fatti? Insomma, io me ne sono resa conto quando sono andata... Sto finendo, sì, grazie. Mi sono dimenticata di dirtelo prima che mi dovevi fermare quando... Allora, gli americani hanno una capacità che riescono a renderti semplice quello che è il nostro pensiero complesso di europei. Succede spessissimo, no? Con la filosofia ci sono casi tantissimi, eccetera. Allora, cosa hanno detto?
a Stanford in particolare e in altri contesti stanno studiando che se noi imitiamo la natura le cose ci riescono meglio. Se la natura è riuscita a risolvere tantissimi problemi in tanti anni, in tanti secoli, in tanti millenni, noi possiamo migliorare attività umane. Allora, cos'è la natura? La natura non rifiuta niente, non esiste il concetto di rifiuto. Nella natura c'è interdipendenza, connessione, c'è energia solare, che nelle nostre organizzazioni possono essere i cervelli, e si rispetta poi la diversità. Allora, salto immediatamente ai metodi che favoriscono tutto questo. Sono metodi di progettazione partecipata, lo ripeto perché questo è importante. Cioè, la comunicazione con i giovani passa attraverso la progettazione partecipata con loro stessi. Stanford ricorda che bisogna entrare in empatia, definire con loro i problemi, ideare le soluzioni, fare i prototipi e testarli. È quello che state facendo. Ecco, quindi di nuovo non... ultima cosa, come si fa tutto questo? Ci sono ormai delle metodologie molto, molto interessanti, si chiamano Barcamp, sono metodologie che mettono in contatto i cervelli, alla fine della giornata escono idee, vengono elaborate, eccetera. Si fanno attraverso la gamification, quindi facendo divertire le persone rispettando le regole. No, quando noi facciamo un gioco ci sono delle regole che rispettiamo e ci divertiamo pure. Ecco, quindi non sono cose banali, sono cose, ultimissima cosa, e questa è la mia ultima slide, questi sono i brasiliani che sanno parecchio di gamification, di innovazione sociale, eccetera. Guardate cosa regalano ad ogni bambino adolescente, c'è il libro della bambina e il libro del bambino adolescente. Ragazzo e ragazza sono disegnati e li seguono per tutto il periodo della crescita, cioè viene regalato un volume, cercatelo pure sul web e lo trovate, da parte del Ministero della Salute, con disegni, cose da scrivere, da raccontare, eccetera, e questo è un modo per divertire e formare. Ringrazio Patrizia Cinti e quindi cedo la parola al professor Claudio Melchior, nostro collega sociologo dell'Università di Udine. Il tema della relazione è comunicare la salute, la comunicazione, aperta parentesi, chiusa la parentesi, possibile. Prego, Claudio. Da un lato, comunicare la salute è un compito impossibile. Dall'altro, che comunicare ai giovani è un compito impossibile. Ovviamente la parentesi che chiude all'inizio della frase deve per forza lasciarsi la possibilità di avere l'idea che effettivamente invece dei processi comunicativi siano anche possibili. Infatti dentro un processo come quello che è il progetto dentro il quale ci troviamo, sicuramente ci sono stati dei meccanismi comunicativi e sicuramente ci sono state delle persone, dei giovani o altri che sono stati coinvolti e su queste persone le attività fatte avranno un tipo di ricaduta positiva. Ciò non toglie però che quando si cerca di comunicare nel senso etimologico della parola, cioè di mettere in comune dei significati con le persone e di farlo in un certo senso indipendentemente dalla loro stretta volontà di andare alla ricerca di quei messaggi, perché è evidente che laddove c'è una persona interessata a un messaggio non c'è un vero, reale bisogno di comunicare, basta informare. È la vecchia distinzione, ormai superata, diventata più complessa, tra informazione e comunicazione che torna fuori, ma che è estremamente importante all'interno di un discorso come questo. Dopo di noi ci sarà un intervento del dottor Mirabella o professor Mirabella, giusto? Allora, Mirabella è famoso per tanti motivi, ma uno di questi perché in televisione tiene dei programmi dedicati alla salute che hanno un certo successo. Allora, Mirabella non ha realmente il problema di comunicare la salute, cioè di raggiungere
un pubblico che non sarebbe stato interessato al messaggio. Perché? Perché il meccanismo nel suo caso funziona al contrario. Io ho una trasmissione che è dedicata a questo tema, tutti quelli che non ne vogliono sentire parlare, basta che non ne tengano assolutamente conto, quelli che invece sono interessati giungono direttamente a quel tipo di messaggio. E questa è la stessa cosa che può succedere quando uno degli nostri studenti, per esempio, è interessato a un problema specifico di salute che lo riguarda direttamente, che lo interessa per dei motivi personali, che riguarda qualcuno che lui conosce, c'è un incontro su questo, ci vado perché mi sento direttamente toccato, è ovvio che io vado a prendere delle risorse informative e questo è il livello 1. Fare in modo che nella società esistano delle risorse informative raggiungibili, credibili, e qui è una questione di fonte, una questione di diffusione, una questione di relazionalità. Però se vogliamo fare un salto dall'informare, quindi mettere a disposizione informazioni per chi le cerca per altri fattori e per suo interesse personale. Se mettiamo da parte l'informazione, l'informare, cerchiamo di comunicare, quindi in qualche modo di raggiungere persone in più, allora questo compito, quando il tema della comunicazione è la salute, è un compito molto vicino all'essere impossibile. Io mi occupo di comunicazione e c'è un giochetto che esiste da 30-40 anni ormai in comunicazione, ormai è invalso, è stato fatto 10.000 volte, ma dura 30 secondi e quindi chi di voi non ha mai sentito citare questo giochetto forse potrà trarre un vantaggio da questo piccolo esperimento sciocco che facciamo adesso in questo momento. Allora io vi chiederei cortesemente, meccanismo comunicativo, esperimento laboratoriale, di pensare tutti quanti contemporaneamente alla parola rinoceronte. Ok, banalissimo esempio, qualcuno lo fa con l'elefante, insomma si cambiano gli animali ma non cambia. Cosa succede quando si fa questo bellissimo esperimento? Che ognuno, come dire, tutti quelli che in qualche modo stavano ascoltando all'interno di questa stanza e hanno in qualche modo seguito quello che sta succedendo, è apparsa, diciamo per semplificare in maniera molto forte, un'immagine mentale. Okay? Lo stimolo che in questo caso l'emittente della comunicazione, cioè io, ha inviato a un gruppo di persone si traduce in un percorso cerebrale che più o meno ognuno di noi fa andando a ritrovare quello che è il suo significato o la sua immagine, ripeto per semplificare, di rinoceronte. Adesso però chiudiamo l'esperimento con la seconda parte, quella veramente interessante e ridicola tanto quanto la prima. Vi chiederei cortesemente tutti insieme di non pensare alla parola rinoceronte. Allora è evidente che questa sciocchezza che ho appena detto, che è una banalità, okay, ci porta però a porre un punto molto importante. Quando io parlo di salute, salute è il modo positivo di porre questo tema, sto parlando in realtà di malattia. Sto parlando di disagio, sto parlando di qualche cosa che psicologicamente ci crea un meccanismo di tendenziale rifiuto o difesa. Allora, cosa significa questo? Che anche quando io parlo di salute, sto convogliando l'attenzione delle persone che sono i riceventi del mio messaggio su dei temi che psicologicamente le persone tendono a rifiutare, tranne quando naturalmente non ne siano direttamente coinvolti in qualche maniera, non abbiano degli interessi specifici, le cose che dicevamo prima e che rendono completamente diverso il campo comunicativo. Quindi comunicare la salute significa comunicare aspetti negativi che tendenzialmente le persone, e in particolare i giovani, tenderanno a rifiutare come qualche cosa che non mi riguarda. Questo è un tema che non mi riguarda, non mi tocca direttamente e io psicologicamente sono portato a prendere la distanza da questo tipo di messaggi. Ci sono delle tecniche con le quali si può forzare la mano. Una è stata detta prima, il professor Fedeli utilizza a volte a lezione delle narrazioni, per ritornare a quello che era stato detto prima in altro modo, narrazioni in prima persona di situazioni di grosso disagio e di grossa difficoltà, che portano effettivamente all'interno della lezione degli aspetti emotivi forti, che sicuramente possono modificare fortemente il tipo di distacco con cui il gruppo aula osserva questo tipo di fenomeni. C'è il rischio però che questo tipo di messaggi negativi abbia l'effetto negativo
di allontanare ancora più fortemente chi non voglia farsi coinvolgere direttamente all'interno di questo messaggio. È l'effetto negativo che hanno le pubblicità, per esempio, che servono a raccogliere nel sociale denaro, per esempio per i bambini. Per i bambini denutriti ci sono alcune reti televisive che sono particolarmente, Rai News 24, ce n'è altre, che hanno l'abitudine di avere molto spesso in rullo questo tipo di pubblicità. Perché vengono fatte? Vengono fatte perché funzionano, vengono fatte perché quando tu fai una pubblicità mettendo un bambino moribondo di fronte alla telecamera, tu ottieni più soldi, ok? Ma il fatto che tu ottenga più soldi, siamo sicuri che a livello di società complessiva ha avuto un effetto di diffusione maggiore del messaggio? Oppure no? Perché io da studioso di comunicazione ho la sensazione, non abbiamo fatto indagini specifiche su questo, che la raccolta di soldi è maggiore perché tu hai dato un pugno nella faccia delle persone molto forte e quindi hai aumentato in maniera significativa il numero di persone che sono disponibili a fare un determinato tipo di comportamento. Ma molto probabilmente hai ottenuto in tutto il resto della società che è stata raggiunta dal messaggio una forma di distanza molto forte. Perché? Perché il tipo di attacco psicologico che tu fai al mio meccanismo mentale è estremamente forte. Io giro canale, immediatamente, e probabilmente comincio ad associare agli emittenti di questi messaggi uno stereotipo negativo, che è lo stesso stereotipo che potrei tranquillamente assegnare a persone magari simpatiche, magari per altri motivi molto positivi, ma che mi romperanno le scatole uscendo qui dall'università chiedendomi dei soldi, delle firme o cose di questo tipo. È un meccanismo che può portare dei soldi, può portare delle firme, ma quante altre persone elimina? Faccio un esempio breve per spiegare questa cosa, poi la lascio perdere e andiamo avanti. Vendere i mobili con il telemarketing, con il telefono. Non so se voi più giovani non avete più il telefono fisso, ma tutti quelli che hanno un telefono fisso, eccetera, hanno ricevuto telefonate di qualcuno che provava a vendergli dei mobili. Come si fa a vendere dei mobili al telefono? È una cosa unbelievable, ok? Cioè io quanto nella mia vita ho bisogno di mobili e che probabilità hai tu che chiami di convincermi a una cosa del genere in questi 30 secondi? È bassissima, ma non ha importanza. Perché l'importante è che il costo che il mobilicicio si assume per fare 10.000 telefonate è più basso del guadagno che ha a vendere 2 mobili grazie a quelle 10.000 telefonate. Quindi io ci guadagno a fare quel telemarketing, ma in realtà per vendere quei 2 mobili ho contemporaneamente rotto letteralmente le scatole a un numero di popolazione elevatissima. Quindi, per chiudere questa introduzione lunga, comunicare la salute si può fare con dei metodi forti e impattanti che utilizzano la malattia, che utilizzano i pacchetti di sigarette con il tumore sopra, ok? Sono dei metodi che hanno sicuramente un impatto da certi punti di vista, ma rischiano di allontanare le persone dal messaggio contenuto all'interno più di quanto siano riusciti ad attirarle con l'attenzione iniziale. Seconda parte dell'introduzione, poi sarò già sulla conclusione. Avremmo potuto anche dire che comunicare la salute è impossibile, non vi ho convinto, ho cercato di buttare lì 2 semi. Potevamo fare un altro titolo, comunicare ai giovani è impossibile. Ok? Perché? E qui abbiamo, ci sarebbero molti modi per affrontare questo tema, ma il più semplice e banale è il meccanismo del in-group e out-group. Il fatto che tendenzialmente ciò che io sento provenire da un qualcuno che categorizzo come appartenente a un gruppo esterno al mio, quello di cui io mi sento parte, più i suoi messaggi verranno relativizzati, abbassati di significato, resi meno importanti, diminuiti. Più invece i messaggi mi arrivano da qualcuno che io considero interno al mio gruppo, più i suoi messaggi, e attenzione, lo stesso messaggio, tende a essere valorizzato, considerato con più attenzione, risulta più credibile e ci sono tutta una serie di meccanismi che seguono a questo tipo di cosa. Uno dei gruppi più forti a livello sociale dagli anni 50-60, quando si sono affermati che prima non esistevano, sono i giovani. Esistevano anche prima i giovani, ma passavano da essere bambini ad essere lavoratori, mediamente parlando, da bambini ad adulti. I giovani si percepiscono come un gruppo che rifiuta le comunicazioni provenienti da un gruppo esterno a loro.
Noi siamo vecchi, io non mi sento vecchissimo, ma sono vecchio, faccio parte sicuramente di un gruppo profondamente diverso. Sì, vabbè, ognuno poi, come dire, guarda questa cosa dal suo punto di vista, ovviamente. Ma quello che è importante è che in quel disegno che c'è lassù e che rappresenta il tema di questo convegno e di questo progetto, vedete, c'è come una barra di comunicazione, come delle onde, no? Che si propagano dal dottore, rappresentato con l'icona dello stetoscopio, all'ascoltatore, all'uditore, al ricevente del messaggio. E l'idea è come che l'emittente spara un messaggio che va in qualche modo a colpire il ricevente. Questo è un modo per sintetizzare il meccanismo comunicativo, ma non è così che funziona. Perché la comunicazione non funziona quando un messaggio viene mandato, per quanto completo, per quanto buono. La comunicazione funziona quando il messaggio viene ricevuto. Cioè quando diventa significativo all'interno della mente del ricevente. Quindi fare tanti messaggi e fare tante iniziative è assolutamente meritorio, ma dobbiamo farle con molta attenzione per non rischiare di renderle inutili, se non addirittura dannose. Dovendo fare una sintesi di ciò che è stato fatto in questo progetto, importantissimi, utilissimi e con grande impatto, a mio avviso, sono state tutte le iniziative relazionali. Gli incontri con gli esperti, gli incontri con gli studiosi, gli incontri con i ragazzi, eccetera, perché è evidente che in quegli incontri, indipendentemente dal numero di persone, e anzi per assurdo, se ci sono meno persone l'effetto può essere ancora più positivo, con la possibilità di guardarsi in faccia e soprattutto di dialogare, quindi di rompere quello schema che va da uno all'altro e di trasformarlo in uno schema che come minimo va avanti e indietro, o forse sarebbe meglio che racchiude in un unico insieme i due soggetti che sono lì rappresentati. Allora, in questi incontri, fatti nelle lezioni di Fedeli, fatti negli incontri di questi progetti, fatti in tantissime altre cose, c'è sicuramente una possibilità estremamente ricca di comunicare, c'è una possibilità estremamente ricca di mettere in comune dei significati e quelli poi sono semi che le persone che hanno partecipato si portano dietro ed eccola la comunicazione tra pari di cui parlavamo prima. Io fumo. L'unica persona che riesce al mondo a convincermi a riflettere per 5 secondi sul fatto che fa male e che prima o poi dovrei smettere è mio figlio di 10 anni. Ok? Che ha appreso questo tipo di meccanismo dall'ambiente o da quello che gli è arrivato, lo traduce in una forma di indicazione che dà a me. Io rifiuto completamente questo discorso da chiunque altro. Per questioni psicologiche, per tantissimi motivi. Quindi quelle iniziative sono molto forti, ma attenzione per esempio ai video, e qui vado veramente a chiudere. Noi stiamo studiando qui all'Università di Udine delle prospettive di analisi della comunicazione piuttosto innovative che hanno a che fare con gli aspetti consapevoli, unaware, della comunicazione. Cioè ciò che passa al di là dell'attenzione cosciente della persona. Quando io stampo su un pacchetto di sigarette "il fumo uccide", il messaggio verbale contenuto all'interno del messaggio è facilmente relazionabile, è facilmente buttabile all'esterno. Io mi ci difendo razionalmente in maniera molto forte. Il fumo uccide, certo, ma muori anche tu che l'hai scritto e che non fumi. Il fumo uccide, sì, ma certo, no? Potrei andare avanti all'infinito con giochi che rifiutano questo. Ma continuare a vedere associato a un pacchetto di sigarette un annuncio mortuario, perché quello è l'aspetto grafico delle scritte ed è fatto volutamente in quel modo, ok? Con decisione della grafica, decisione delle dimensioni, decisione dei font, quelle sono le decisioni che ha preso l'Unione Europea, ok? Quindi in un certo senso non me ne frega niente di quello che ci metti dentro come messaggio razionale, ma deve apparire come un annuncio mortuario. Se quel tipo di comunicazione ha avuto un effetto contro il fumo, lo deve molto di più a questi aspetti consapevoli, che in questo caso sono non verbali e di associazione simbolica ad altri significati del reale, più che al messaggio razionale che porta al suo interno. E quindi attenzione per esempio a fare un video in cui in maniera molto colorata si vedono degli sciottini che vengono preparati, perché anche se il video dice che quella cosa lì fa male, la mia testa ha osservato degli sciottini colorati e il mio meccanismo mentale, come per il rinoceronte, è andato a quello.
E per assurdo, io dico scherzando, dopo aver visto quello spot, mi è venuto un desiderio di sciottino che fino a un secondo prima non avevo sperimentato nel corso del pomeriggio. No, io vi dico questo perché sapete qual è il mio consiglio? Di insistere fortemente sulle attività relazionali, di rapporto, biunivoco, di aula e di relazione, e di riflettere su come tutti gli altri materiali comunicativi possano e debbano essere costruiti dagli stessi studenti all'interno delle stesse meccanismi relazionali, proprio per favorire questi aspetti di peer-to-peer, per superare queste barriere in-group, out-group e per creare dei messaggi che già da quando nascono non sono mimati su quello che i giovani dovrebbe essere il loro linguaggio, no, è loro, perché lo stanno utilizzando loro. E chiudo, e abituandosi all'idea che i messaggi che loro faranno saranno abbastanza difficili da mettere in diffusione per noi più anziani, perché probabilmente se sono dei messaggi efficaci a noi non piaceranno. No. Siamo felici di essere stati messi in crisi da questo intervento. Devo ricordare che una tecnica che corrisponde all'aspettativa di Melchior è stata introdotta, e io non ci credevo, e ha avuto un grosso successo, da Valeria Franco durante proprio i momenti relazionali, i bigliettini che passavano tra gli studenti, cioè i quesiti non orali detti nell'intervento al microfono, ma scritti. Dov'è Valeria? Sì. Grazie di avermi dato questo input importante, ha avuto un'efficacia straordinaria, cioè lo studente non diceva il problema che poteva avere o di cui parlava, ma lo scriveva e voi, Oddo e Franco, lo decodificavano.